Buona giornata! Allora, siamo pronti a fare i compiti per stagione? Pigliamo il quaderno, pigliate un lapis, è meglio lapis perché così potete scancellare se sbagliate. Se lo facete con la penna, facete tutto in guacchia. Allora, andiamo a pigliare l'esercizio K. Le preposizioni. Allora, prima frase dice a maniglia rapporta, vedete? Quindi c'è una preposizione e l'articolo distinte, una da un'elisione, quindi da una apocope, l'altra da una feresi, vedete là che quindi una è preposizione, una è articolo, a maniglia rapporta. Seconda frase, e voce piscatura, quindi sarebbe voce repiscatura, anche qui preposizione di spazio, elisione spazio, aferesi e voce repiscatura. Terza frase, o rumore motore, quindi che potremmo fare? Il rumore del motore, mentre in italiano abbiamo la preposizione articolata dello, del, qua in napoletano dobbiamo distinguere la preposizione di, con la caduta, con l'elisione, spazio, in questo caso è maschile, quindi ci va l'articolo maschile o preceduto chiaramente sempre dalla feresi o. Quarta frase, o chiarore cielo, anche qui ci va una preposizione e un articolo, quindi il chiarore del cielo, dello cielo, o chiarore ro cielo, stesso discorso. E lo stesso vale un po' per tutti gli altri. Per esempio, prendiamo in questo caso una preposizione, ecco la prima frase di quest'altra pagina è ozuk, limone, ozuk, ro limone, dello limone, e via via tutte le altre preposizioni. Ecco, per esempio, prendiamo quest'altra frase, questa che dice se ne vanno villeggiatura, quindi se ne vanno alla villeggiatura sarebbe, quindi è una preposizione articolata. In questo caso in lingua napoletana non si fa la distinzione tra preposizione e articolo, ma c'è una se ne vanno alla villeggiatura, quindi a col circonflesso. Vi ricordate quando abbiamo studiato le preposizioni articolate in napoletano che troviamo solo in 3 casi? Questo è uno dei 3 casi. Alla villeggiatura è una crasi di a villeggiatura, per non ripetere la doppia A facciamo crasi e mettiamo l'accento circonflesso sopra, d'accordo? E così continuate e facetemi sapere come state facendo se lezione a lingua napoletano con quaderno per stagione. Ciao a you!